Assolto il comandante Stingo dei Carabinieri di Agrigento perché il fatto non sussiste. Con questa formula utilizzata dal GIP Michela Raimondo di Agrigento per assolvere l'alto ufficiale dell'Arma, comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento Stingo, accusato dalla Procura di Agrigento di una presunta fuga di notizie e di calunnia, ha ottenuto una sentenza assolutoria con formula piena. La difesa del colonnello, retta dall'avvocato Pennica, ha definito l'accusa un attacco a un ufficiale pluridecorato, nessun reato. Assolto con la stessa formula il capitano Augusto Petrocchi, comandante della compagnia di Licata. Il colonnello è alla guida della provincia di Agrigento e circa 3 anni e sono numerosi i risultati operativi raggiunti dall'Arma sia in termini di contrasto alla criminalità mafiosa e comune che nel supporto alla popolazione. L'arma della gente è sempre stato il suo slogan, utilizzato nelle campagne al fianco dei più giovani, dei più deboli e degli indifesi. Particolarmente apprezzato e pluridecorato, era stato accusato dal facente funzioni Vella nell'ambito di un'inchiesta condotta dall'ufficiale con il Ross di Palermo sotto il coordinamento della DDA del capoluogo della regione, che aveva portato all'arresto di un maresciallo dei Carabinieri. La supposta fuga di notizie sarebbe avvenuta verso un suo capitano che avrebbe poi partecipato alle operazioni di arresto, mentre invece la calunnia sarebbe avvenuta verso un suo collega del Ross di Palermo che non ha inteso costituirsi parte civile non sentendosi offeso. Il colonnello Stingo non ha commentato, ma i sorrisi e la gioia dei circa 1000 carabinieri della provincia sono significativi. Espressioni di vicinanza e di soddisfazione sono giunte al colonnello Stingo da tutte le istituzioni e dalla cittadinanza attiva. L'Arma dei Carabinieri pertanto continuerà ad affrontare a testa alta il crimine, avendo dimostrato nei secoli di essere in grado di sapersi autoregolare e disciplinarsi.